Prendere delle decisioni come questa, che possono anche intaccare le tasche dei veneti, non è facile, però dimostra anche un senso di responsabilità. Ricordo che il Veneto è una delle regioni che non applica nessun tipo di addizionale IRPEF e tutte le altre regioni hanno delle addizionali molto alte. Nei 7 anni di Zaia sono rimaste nelle tasche dei veneti più di 8 miliardi di euro. Ora noi siamo costretti ad applicare questa tassa, ma costretti per colpa di una norma nazionale, il Fiscal Compact. Come abbiamo detto più volte in aula, si tratta comunque di una manovra prudente, modificabile e revocabile. Questo è il nostro auspicio, che riusciamo a completare la superstrada pedemontana veneta così come abbiamo proposto, senza dover alla fine applicare questa manovra. Quella di Zaia e della sua maggioranza è cercare di arrampicarsi sugli specchi. Hanno tradito gli impegni con i propri elettori mettendo le tasse e le mani in tasca ai cittadini veneti a causa dell'inefficienza della regione, che ha sbagliato di progettare un'opera e soprattutto ha sbagliato i conti. Queste sono le cause vere di questa tassazione iniqua che viene applicata a tutti i cittadini veneti.